Sì allo scostamento del bilancio, sì al tassare gli extra profitti. Noi abbiamo bisogno di 80 miliardi. Dove li andiamo a prendere non mi interessa, non è compito mio. E interessa, volete stare in Europa? Allora ce lo dicesse l'Europa che non vuole lo scostamento di bilancio, dove andiamo a prendere quegli 80 miliardi. Gli altri gli interventi li stanno facendo, per cui fare queste operazioni richiede assolutamente lo scostamento di bilancio, riduzione del cuneo fiscale, scostamento di bilancio, detassazione delle aziende, blocco delle cartelle esattoriali. E poi a quel punto, allora, se l'Europa, siamo tutti europei, che dice che siete così europei, che vi piace, l'Europa sostenga, no? Sostenga questa crisi energetica, visto che l'Italia è stata portata al fallimento da un governo scellerato e da misure scellerate. Zane, e poi chiudiamo con Varaschin. Zane, la vedevo scuotere la testa. Perché assolutamente non possiamo permetterci lo scostamento di bilancio in questo momento. Cioè non è possibile. Perché ce lo dice l'Europa? Perché siamo un paese brutalmente indebitato. Certo. Siamo un paese che ha già fin troppi debiti e noi, se noi fossimo con la testa sulle spalle, non ci potremmo nemmeno pensare, non potremmo nemmeno pensare di caricare di debito a ulteriore le future generazioni. Meglio di me, noi perché sei persona intelligente, che se noi potessimo vendere i titoli di Stato, noi riusciremo anche a ripagare il debito. Il problema è che non lo possiamo fare perché abbiamo la sovranità economica nazionale. Perderemo la sovranità economica nazionale. Assolutamente che l'abbiamo. Quindi la riduzione del rapporto PIL e debito, quella deve essere una priorità. Quella deve essere una priorità, perché solamente nei primi 6 mesi dell'anno sono stati banditi più di 2000, e dico 2000 bandi per più di 1 miliardo di euro da parte dell'Europa a finanziamento delle imprese italiane. Quindi i fondi per le imprese l'Europa li mette a disposizione e quindi quel compito dello Stato italiano è aiutare le imprese anche in termini di progettazione per poter intercettare quei fondi e poter creare un proprio sviluppo del proprio sistema industriale. Assolutamente, questa è la prospettiva, non creare ulteriore debito. È impossibile, andremo semplicemente a spostare il problema lasciandolo nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti.